Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata dei Barbari Eleganti. Ah no, aspetta, ma questa non è una puntata dei Barbari Eleganti, è una puntata speciale, è la puntata dei Barbari Cantanti. No, adesso viene tutto, però no. Iniziamo già con le battute di merda. No, è appena così che si chiama il programma. Ah, si chiama così? Certo, scusate, questi non sono i Barbari Eleganti, Ok. questi sono i Barbari Cantanti, anche se la formazione è la formazione tipica dei Barbari Eleganti. Tranne uno, vabbè, ma quello ormai è Che morto, cazzo è? defunto, sepolto. Allora, qui con voi, come Barbari Eleganti, c'è sempre il signorino della Cattolica, il sottoscritto Marco Rubeo. Mi piace che comunque si annuncia anche da solo. Cioè, Bisogna sempre annunciarsi da solo. Non sì. è come nelle band che il solista annuncia tutti e poi un altro dei musicisti dice il suo nome. Altrimenti annunciami tu, dai, annunciami tu. Alla mia sinistra, il conduttore di questa bellissima trasmissione, nonché frontman degli 883, Marco Rubeo. Buonasera, buonasera. E qui alla mia sinistra, il solo e unico inimitabile, la rockstar definitiva che sicuramente stasera è venuto preparato dell'argomento, il cugino Vittorio. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Siamo qui a valutare il peggio che la musica italiana abbia da offrire, sicuramente ci divertiremo, ossia Sanremo. Ossia il Festival di Sanremo 2026. Alla mia destra, lui, il troll definitivo, colui che stasera non dirà una cosa seria, non prendete seriamente neanche una parola di quello che dirà stasera, Luca Adalberto Scognamiglio. Buonasera a tutti, io vorrei riprendere quello che ha detto Vittorio, ovvero dobbiamo parlare del peggio che la musica italiana ha da offrire, e io sono assolutamente d'accordo, soprattutto perché in questo Sanremo non c'è Vasco Rossi. Bravo, Quindi lasciatemi dire, bravo vergogna, Scogna, bravo vergogna. Scogna. E per ultima, ma non meno importante, oltre a questi tre maschi bianchi e vabbè, più o meno bavosi, è Bavoso tornata chi? negli studi di Radio Libertà la regista più iconica che abbiamo mai avuto, l'ottima Natalia non ce ne vorrà, ma chiaramente gli interventi che ha fatto la precedente regista, che ora mi sta dando del leccaculo dal retro della regia, sono entrati nella storia di questo programma. È tornata a trovarci la nostra ex, ma per noi rimarrà per sempre la nostra regista, la buona Sveva. Buonasera! Buonasera a tutti, buonasera signor Rubeo, il ruffiano di corte, No. buonasera ai nostri ascoltatori, al nostro pubblico di Radio Libertà. Sono tornata, non so perché, e sono qua. Perché sei una grande fan di Sanremo, come il sottoscritto. Sì, 2 contro 2, una buona formazione. Vediamo chi vincerà. Bene. Ma, scusami, Sì. Luca Scognamiglio, Sì? che cosa hai tra le mani? Io? Non fargli questo genere di domande perché no, è già ogni stato volta che fatto. gliel'hanno fatta è finito in tribunale. Esatto. Quindi... È già stata fatta ieri sera nella prima puntata di Sanremo, sono Laura stati vari Pausini. meme, però vedo un foglio. Sì? È un foglio dell'anno scorso o di quest'anno? No, il foglio di quest'anno purtoppo non c'è ancora stato recapitato, ma Via PEC. Via PEC, No, via ma raccomandata. ci è stato detto che comunque la cosa verrà risolta nei prossimi giorni. È il foglio dell'anno scorso che ho conservato Sì, ma non ce ne frega niente. fedelmente. Allora, e... noi Come non ce stasera... ne frega niente? Io No, voglio sapere. questo è scusami. l'affronto che l'anno scorso la regia ha voluto fare È nei nostri vero, confronti. è vero. Quest'anno fortunatamente è venuta a mani vuote. Quest'anno e quindi- fortunatamente non abbiamo nessuna scaletta, perché i Barbari Eleganti non hanno mai rispettato una scaletta in vita loro, hanno dovuto farlo l'anno scorso perché la buona Sveva ci teneva, e giustamente dal suo punto di vista, che questi speciali di Sanremo uscissero bene, ma ormai anche quest'anno ha capito che è impossibile che qualcosa possa uscire bene dai Barbari Infatti Eleganti. avete una pagella sul tavolo Ah, e domani ma avete un'altra scaletta. Abbiamo una pagella con 15 nomi, perché gli artisti del Festival di Sanremo 2026, i cantanti in gara del Festival di Sanremo 2026 sono 30. Stasera faremo una piccola introduzione generale per parlare un po' di come secondo noi è andata la puntata di ieri sera, e poi commenteremo uno per uno 15 dei 30 artisti. Domani sera gli altri 15. Funzionerà così. Avete capito come funziona o vi devo rispiegare le regole? Io È a non ho- posto? Cugino, non perdiamo tempo. Bene, cugino, iniziamo da te. Allora, vorrei sentire da te, che sicuramente hai guardato la puntata di ieri sera, la prima puntata di Sanremo 2026, un commento in generale sulla conduzione di Carlo Conti, sugli ospiti, sul ritmo della puntata. Prego. Allora, Carlo Conti innanzitutto è una base meme incredibile, e il suo essere il maestro del tempo che ha come unico obiettivo ridurre il maggior tempo possibile
la scaletta ogni giorno, grazie a Dio, non ne potevamo più di vedere Sanremo fino alle 3 di notte. Ma perché tu hai mai visto Sanremo fino alle 3 di notte? No, non ho mai visto Sanremo fino alle 3 di notte, questo è un altro discorso. Però sicuramente la conduzione molto veloce e rapida di Carlo Conti, che non ha a cuore nemmeno le povere ragazze a cui è morta la nonna. No. È vero, l'anno scorso una degli ospiti... Parliamo di quello di quest'anno. Ad esempio, cugino, ti è piaciuto l'intervento della signora di 105 anni? Qui io questo lo lascerei al signor Beppe per domani sera. Non voglio prendermi degli argomenti che... Chi è il signor Beppe? Vedranno i telespettatori, anzi gli ascoltatori domani. Scogna, a te è piaciuto l'intervento della signora di 105 anni in occasione dell'80° anniversario del referendum monarchia-repubblica, in cui si dice che abbia vinto la Repubblica? Allora, non so se avete presente, esiste una malattia sviluppata soprattutto, cioè diffusa soprattutto nei paesi meno sviluppati, che si chiama elefantiasi scrotale. Non so se volete mandare in onda delle immagini, anzi io vi consiglio di no. Comunque si tratta di un ingrossamento molto grosso della sacca scrotale. Cosa c'entra? E c'entra perché quell'intervento lì, bene o male, a me ha causato quel tipo di... Sveva, intervieni tu, per favore, salva la situazione. Assolutamente bocciato. Mamma mia. A casa. Sì, io dico, ma va bene tutto, ma puoi chiamare una di 105 anni? Vabbè, ma scusa, ma è stato un posso momento dire che tenero. stava meglio di tutti e 4 messi insieme? Beh, sì. Posso dirlo? Vabbè, ma quello non Anche ci vuole perché ha molto. l'età di tutti e 4 messi insieme. Stava una bomba la signora. Guarda che Complimenti alla signora ad arrivarci. Se vai in stazione centrale alle 2 del mattino trovi gente messa molto meglio di noi. Allora, Non è... sicuramente la povera signora era un po' confusa. Beh, poco lucida, ma è anche normale che fosse a in realtà quell'età. neanche era poco lucida, era bella chiacchierona, era bella logorroica, ma poi siete solo degli invidiosi. No. Fogliamiglio invidioso. Ma io allora, io non ho detto nulla di male contro la signora, anzi tanto di cappello per essere arrivata a quell'età e nulla per la vita che ha fatto. Io ho soltanto riportato un mio parere, che una è tua condizione fisica. che è quello di aver paragonato la mia condizione fisica di ieri sera a quella E la di... chiudiamo qua. E la chiudiamo qua. Era una constatazione. Poi, ad esempio, sempre per parlare un po' in generale della puntata di ieri, Sveva, ti è piaciuto o non ti è piaciuto il momento tra i due Sandokan, tra Kabir Bedi e Can Yaman, che è durato ben 20 minuti? Allora, penso non ci fosse stata cosa peggiore rispetto, insomma, alla puntata. Io devo dire che Carlo Conti quest'anno l'ho visto meglio. Rispetto all'anno scorso, ci voleva poco. La scelta di Sandokan non l'ho capita. Cioè sì, l'ho capita per una questione di marchettona allucinante sulla fiction o altro. Certo. Can Yaman, per quanto buono sia, sinceramente non c'entrava nulla. Ma non so cosa ne pensi tu. A proposito di Can Yaman, vogliamo sentire il commento che ha fatto Elettra Lamborghini su Can Yaman? Perché Elettra Lamborghini è una dei cantanti in gara che, interpellata... persona che artista. Ancora peggio, vabbè. Scusate. Che, interpellata dalla bellissima, buonissima, fantasticissima Emma Stoccolma, che io adoro, nel caso non si fosse capito, ha dato la sua opinione su Can Yaman. Come? Domando io? No, sì, ce l'ho qua dal cellulare. No, sì. Ecco, questo è il commento che ha fatto Elettra Lamborghini, molto sobrio devo dire, che ha fatto Elettra Lamborghini tra i cantanti in gara su Can Yaman. Eccolo qua. Ma Can Yaman è un toro. È un armadio, ma è grosso. Hai incontrato, è gigantesco, una cosa... È grosso, ma è... Cosa? È grosso. Te lo ficchi? No! Non lo so, ma tu stai scherzando! Ma se ne può gustare? No! Questo è il commento molto sobrio che è stato fatto nelle retro, e quindi forse abbiamo capito il motivo, ce lo stavamo chiedendo, per il quale Can Yaman ha fatto da co-conduttore ieri sera alla prima puntata del festival. Ovvero? Qual è il motivo? È quello che ha detto Elettra, o no, Sveva? Potrebbe essere una cosa, un tema, diciamo. Non è stato soltanto lui. È un tema. È un tema. È senza dubbio un tema. No, caro cugino, fammi dire che questa volta mi trovo in disaccordo con la nostra regia, perché secondo me il siparietto con i due Sandokan, soprattutto con Gaber Bedi, che è arrivato lì e ha iniziato a fare 2 complimenti a Can Yaman e poi ha iniziato a distruggere totalmente la nuova serie, è impagabile. Anche perché lui, probabilmente molti di voi lo sanno, è stato anche
l'idolo altro che i commenti di Elettra Lamborghini, un idolo per tantissime generazioni di ragazze qui in Italia, quando era nella sua forma migliore. Quindi comunque, per avere l'età che ha, anche ieri sera mi sembrava abbastanza in forma, no? Sicuramente meglio della vecchia che era lì a sparlare. Ma ci siamo, ma che faccio? Cosa ti ha fatto la signora Gianna? Voi avete tirato fuori l'età della persona. Ma per favore! È un'istigazione. Dai. Cosa ti ha fatto la signora Gianna? No, assolutamente nulla, anzi la salutiamo perché è fan di questa trasmissione. Sicuramente le mani fra i capelli. Sì. E comunque fammi chiudere proprio la chiusa chiusa il mio intervento con la sigla di Sandokan, molto meglio di tutte le canzoni in gara. Questo qui è assolutamente da dire. Beh sì. Poi che altri momenti ci sono stati? Vabbè, il momento Tiziano Ferro preferirei non commentarlo perché 20 minuti di lui che canta tra l'altro neanche tra le sue canzoni più belle mi è sembrato abbastanza riempitivo. Uno che ascolta giorno e notte Vasco Rossi non... Adesso allora, non insultiamo Vasco Rossi. Cugino, onestamente, per quanto tu possa detestare Vasco Rossi, tra Vasco Rossi e Tiziano Ferro, chi preferisci? No, beh, cugino, cioè io Tiziano Ferro non lo posso vedere. Dai. Anche Vasco non posso vedere per altri motivi, ma lui è più per i suoi fan che non lo posso vedere. È un mid, ma meno mid di Tiziano Ferro. Esatto. Io ho una domanda da porvi, se posso. Ovvero, ieri guardando i cantanti ho scoperto che c'è un cantante che io credevo fosse in carcere, Michele Bravi. Ma ne parleremo domani di lui, scusate, è nella seconda parte. Spoiler. Però è uscito, sì. Va bene. Ne parleremo domani. Arriverà il momento Michele Bravi. Arriverà. Vabbè, allora, scusate, sì? chi è che ha aperto Sanremo, Marco? Beh, chi ha aperto Sanremo? Ha aperto Sanremo Pippo Baudo, ovviamente. Sì, dici tra gli... sì. Vovei. Il vincitore... Allora, voi pensate che c'è stato un momento nella storia del Festival di Sanremo in cui da una parte c'era Lucio Corsi, dall'altra c'era Olli, da una parte c'era Volevo essere un duro, dall'altra c'era Balorda Nostalgia. Per fortuna ha vinto chi doveva vincere. Io non vorrei paragonare questa cosa al chi dobbiamo mettere sulla croce tra Gesù e Barabba, ma a livello di gravità dimostra è una delle tante scelte sbagliate che sono state fatte nella storia, ma forse è anche meglio così, perché devo dire che a distanza di un anno chi ne è uscito sicuramente meglio dei due è stato Lucio Corsi. Purtroppo ci siamo dovuti sorbire Balorda Nostalgia, un ragazzo che con l'ere moscia, l'autotune, che canta di una canzone che gli prude la schiena e vabbè, ce la siamo sorbita, è durata 3 minuti e basta. Però posso dire, Balorda Nostalgia e Olli, 2 spanne sopra rispetto a tutti i cantanti in gara che ci sono in questa edizione. Allora, non tutti, tranne una. Non tutti, però hai ragione, perché qua introduciamo un altro tema, ossia, secondo me, poi confermerete o meno, il difetto più grande che ha questa edizione di Sanremo, a parte pochi guizzi, è che come cantanti e come canzoni in gara è un po' noiosa, dai. C'è poco divertimento, non c'è... Io ricordo il Sanremo 2023 con Made in Italy di Rosa Chemical, con Furore di Paolo e Chiara, o l'anno scorso con i The Colors. Quest'anno, a parte la mia prediletta, ce ne sono pochi che spiccano sotto questo aspetto. Chi è la tua prediletta? Poi ci arriviamo. Io introduco spoilerò temi. Come divertimento quest'anno c'è veramente poco, no Sveva? È poco divertente. Sì, sono d'accordo. Io preferivo edizioni passate. 2024 mi piaceva tantissimo. Sì. Ero a Sanremo, cioè dire che era un'altra vibes. Eri a Sanremo. È meglio, sono le meglio le vibes di Sanremo o queste qua? Queste. Detto piangendo. Ero a Sanremo, però non ero sull'Ariston, non ero sul palco, purtroppo non mi avete... Anche perché sennò ce lo ricorderemmo. No, vabbè, Vitto non se lo ricorderebbe ovviamente, perché però insomma le vibe erano diverse, poi anche la questione del Fanta Sanremo era diventata una cosa un pochino svecchiata,
comunque c'era da divertirsi un po' di più. A proposito del Fanta Sanremo, scusa se ti interrompo, Sveva. Noi quest'anno abbiamo fatto la nostra lega Barbari Eleganti del Fanta Sanremo, in cui ci siamo noi 4 e anche il buon Gazzola, che pur che preferirebbe essere tirato sotto da un tir piuttosto che venire qua in trasmissione con noi, nonostante ciò è entrato nella nostra lega del Fanta Sanremo. Ma sapete chi ha fatto più punti di tutti ieri sera? Sapete chi ha fatto più punti di tutti? L'egocentrico primario che deve dirlo. Tu studi per il Fanta Sanremo, è una roba terribile. La gente ha altro da fare durante la giornata. Chi ha fatto più punti ieri sera? Tu non hai un cazzo da fare dal mattino alla sera e stai là a farti le pippe sui cantanti. Al primo posto uno che si chiama Silvio Berlusconi, ovvero il sottoscritto, che ha fatto 560. Ma tra l'altro mi sa che ne hai fatto 490. Lo so, ma l'hanno aggiornato. E adesso l'hanno aggiornato. 560 al sottoscritto. Gino nella piaga, ossia Sveva, 525 punti. No! Ebbene sì. Ma stamattina eravamo 4,90 e 4,85. Poi un saluto a Gino. Poi tu chi sei? Indovina. Tu sei Charlie Kirk. Bene. Charlie Kirk, il Gabibbo, 355 punti. E poi Ertavernello, ossia Matteo Gazzola, 405 punti, quindi al terzo posto, tu sei al quarto. E al quinto, al quinto, ma non avevamo dubbi perché cugino... il buon Sbronza Morandi, Vittorio 95 con 350 punti. Però questa cosa dimostra chi non ha un cazzo da fare dal mattino alla sera, come il signor Marco Rubero, anche come la buona Sveva. Scusa, non è che se sto un attimino, un filino sotto di te, allora sono come te, tanto stasera rimonto, stai tranquillo. Vabbè. Che facciamo, signori? Sono già 24. Andiamo con le 15 canzoni, ascoltiamo un pezzettino, un 10-15 secondi per ognuna di queste 15 canzoni, che sono i primi 15 che si esibiranno stasera nella seconda puntata, e poi andiamo con uno stacco musicale, ossia l'unica vera sigla di Sanremo, e poi con la seconda parte di questa puntata. Vado, regia? Le bambole di pezza. No, aspetta. Allora, rifacciamo. Cosa è successo, Marco? Sta andando, non sta andando? Stacca. Mamma mia. Ci stanno tracciando. Proviamo a ripartire. Faccio ripartire l'audio da WhatsApp. Scusate, è il bello della diretta. Vado? Le bambole di pezza. Chiello. No, ma perché? Ma cos'è? Vabbè, si stava sentendo. Vabbè, fa niente, signori. Andiamo con la prima canzone e ripartiamo dopo. Prego, va bene. Il bello della diretta. Chiello. Dargen. Mi dici vieni qui e poi te ne vai. Vai, ma come vai? Ho perso il tuo contatto, me lo ridai. E allora te lo dico, che fastidio. Dito nella piaga. Che fastidio. L'amico dell'amico senza il dito. Che fai il figo, che fa il dito. Facciamoci la foto, che fastidio. Che fai tu di lavoro, faccio schifo. Scambiamoci il numero, ti scriverò. Ma sotto quel sorriso dico, che fastidio. Che fastidio. E allora viva Elettra Lamborghini. ballare, poi finire giù per terra. Viva l'amore che si fa al buio e la televisione accesa. I mostri che c'ho dentro Enrico Nigiotti. mi fanno cadere. Questa mania che devi andare solo bene. A chi mi salva ogni volta che tocco il fondo. A chi comunque vada mi rimane accanto.
Stella, stellina, la notte si avvicina, non basta una preghiera per non pensarci più. A questa notte resto solo insieme. Fedez e Masini. Toccando il fondo in una stanza di un hotel. Un giorno poi comprenderò cos'è l'amore, ma nel frattempo giuro mi puoi odiare. Stupida, stupida sfortuna. Fulminacci. Come stai? Gelida paura. Vienimi a prendere, sto in mezzo alla strada. Serve una brutta canzone. J-Ax. Mollare tutto a metà. Qui per campare serve un po' di culo sempre. Hai tentato ma fa niente. Ti passo la canna degli altri. Verrai sempre prima di me. LDA e H7. Solo così ci sentiamo a casa di una metropoli solitaria. Questa storia che è piena di ma, piena di sé. Levante. Se potessi vederti coi miei occhi. Finché sai cosa prendi non lo so. Night. Cosa perdi forse è tardi. Dicevi ce la fai non lo so. La realtà non si vede finché io non ti vedo. Finché tu non ci vedi me. Semplicemente Batti bravo. la vita. Semplicemente pazzia. Spero che ti arriverà Tommy Paradiso. davvero la musica dolce per i tuoi giorni disperato. malinconici. Non so farmi sano gesto. Un pianoforte in tasca solo per ricordarmi noi. Bene, finito, ce l'abbiamo fatta. Questi erano i primi 15, i 15 che si esibiranno stasera. Direi di andare adesso con lo stacco musicale perché Sanremo e Sanremo e dopo li commenteremo uno per uno. Che dica tante cose, un colpo di cannone, ma che spari solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo. Perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole, ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo. Perché Sanremo è Sanremo, no? All'improvviso viene voglia di cantare. Insieme all'altro viene voglia di cantare. Se viene voglia di cantare canteremo. Proviamo a crederci e poi vedremo. Se viene voglia di cantare canteremo. Perché Sanremo è Sanremo. Del sogno, cacciatori di occasioni, mercanti, pirati, ladri di emozioni. Diremo adesso basta, ma non cambieremo. Perché Sanremo è Sanremo. Sanno di zucchero, di fragola e limoni. Quanti gusti diversi, le ragazze e le canzoni. Fan ridere, fan piangere, ci ricascheremo. Perché Sanremo è Sanremo, no? All'improvviso viene voglia di cantare. Insieme a un'altra viene voglia di cantare. Se viene voglia di cantare canteremo. Proviamo a crederci e poi vedremo. Se viene voglia di cantare canteremo. Perché Sanremo è Sanremo.
E rieccoci su Radio Libertà con i barbari cantanti. Oddio. Che culo. Con i barbari eleganti, qui con voi i barbari eleganti più la nostra storica regista Sveva per lo speciale Sanremo 2026 parte 1, i primi 15. Allora signori, direi che possiamo cominciare con la disamina per vedere se gli studenti hanno veramente studiato. Sì. Allora, le bambole di Pezza. Partiamo con le bambole di Pezza. Ma è uno? Sono più? È un gruppo? Come sono? Come Sveva, insultalo. È un gruppo pop punk, ok. Bene. Bene. Sono quelle della prima canzone. Ok. Allora, piacere però a Vitto. infatti Vitto era un po' in hype. Anche io, parto io con il commento, ero in hype per questo gruppo al femminile. Mi aspettavo un qualcosa di un po' più rock, di un po' più punk, cioè devo dire che la canzone non è male, è anche abbastanza gradevole, però mi hanno un po' deluso perché mi aspettavo qualcosa di un po' più rock, ecco. Cugino? Allora, cugino, conoscendo anche piuttosto bene il passato di questo gruppo e soprattutto della cantante, che è una vera fan, soprattutto del metal estremo, è andata più volte anche al Venezia Hardcore, mi aspettavo sinceramente anch'io qualcosa di più e mi sarebbe piaciuto vedere un brano un po' più graffiante da parte loro. Bene. Ma stai zitto, ma Bene. per favore. Allora, quindi tu, cugino, che voto gli daresti? Allora, la canzone di per sé non è male, però secondo me più del 6,5 non si può andare. Cioè, mi aspettavo da loro un po' più di attitude. Sì, anch'io andrei con un 6. Sì, anch'io, di incoraggiamento. Sveva, tu che voto gli daresti alle bambole di Pezza? Allora, non è un gruppo che sinceramente conosco da poter avere un'aspettativa. Cioè, nel senso, sapevo poco di loro per poter dare un giudizio sul loro passato, ecco. Per quanto riguarda la canzone in sé per sé, onestamente anch'io, sapendo quel poco che sapevo del gruppo, mi aspettavo qualcosa di più deciso. Quindi, un 6,5. Bene, vedo che il parere è abbastanza unanime. Sì, stranamente sono d'accordo con voi, la cosa sinceramente mi turba. Bene. Allora, al secondo posto di questa disamina, Chiello. Il nulla per me, cioè non... Fermo, cugino. Adesso ti fermo io qui. Lui, secondo me, merita un voto alto a prescindere, solamente perché è stato dissato dai Fuck Your Click, quindi merita un voto alto solo per quello, ricordiamolo. Mi vesto da donna come Chiello per sembrare un artista vero, ma io sono Recchie sul serio, quindi grandissimi Fuck Your Click. Solo per questo io a Chiello gli do un 8. Ah, ok, cioè è un cortocircuito. No, io gli do un 4, ma vabbè, tu Scogna? Io mi limito a dire che, cioè, se vai in giro così un po' te le cerchi, però quindi per questo Marco da 4, io voglio essere ancora più cattivo perché non ti puoi conciare così, e quindi darò un bellissimo 3. Ok. Sveva? Ma in realtà mi ha stupito. Cioè, a me Chiello non piace. Sì. E non so se voi conoscete la canzone Limone. No. Io vorrei veramente rendervi omaggio. No, non ce n'è bisogno. Leggendo solo 2 frasi della canzone Limone del 2025. Prego, leggi nel nome di Sanremo. Sì. Allora, scusatemi solo un attimo. Prego. Eccoci qua. Allora, non ne posso più di fumar per amore a 2 passi dal mare. Ti ho portato un limone, era giallo canarino, aspro come il tuo sorriso da buttare via nel mare. Ho scordato tutto l'alfabeto, ho guardato sotto il lavandino, ci ho trovato quegli anelli. Era giallo canarino. Vabbè, ok. Perdonami, emozionante. Ma dall'ex di Cristina Bertevello, cioè non ci aspettavamo un livello di cultura e di formazione. Quello che dici, però rispetto al Limone, secondo me la canzone di quest'anno a Sanremo a me non è dispiaciuta. Vabbè, ma la canzone va presa nella sua unicità, secondo non... me invece ci sono degli spunti interessanti. Io gli do un 7. Ok. Anche un 7 più. Ok. Bene, andiamo subito col terzo. Luca, ho visto questo gesto inconsulto. Andiamo subito col terzo. Dargen d'Amico. Allora, a me Dargen sta abbastanza sulle palle di norma, però
Questa canzone, in particolare con l'arrangiamento che hanno fatto ieri sera, un po' funky, un po' disco music, anche se il testo onestamente sì, sono sempre i soliti temi di Dargen, però questo testo, questo arrangiamento un po' ammiccante agli anni '80 a me non dispiace, quindi la salvo per quelle, le do un 6,5, dai. Sveva? Ah, scusa. Scusate, io ogni tanto cambio microfono, spero mi sentiate meglio. Allora, a me Dargen ovviamente piace molto, ovviamente. Luca, ti vedo sotto i baffi No, che ma non fai è- delle No, espressioni dai, inconsulte. vi prego, andiamo avanti, Va se no non bene, finiamo più. scusatemi. E allora, mi aspettavo di più. Cioè, nel senso, bella la canzone, gli do un 8 meno, Mm? però da lui mi aspettavo molto più carattere, soprattutto perché avevo l'hype del titolo. Mm. E quindi AI pensavo che facesse qualcosa di più, considerando il potenziale che ha, secondo me. Bene, signori, se volete fare altri commenti. Ma cugino, proprio come te, cioè, salvo la base che mi sembra veramente azzeccata, il testo, vabbè, la solita lagna di Dargen D'Amico con sui soliti temi e va bene, però gli diamo un 7 perché anche l'arrangiamento musicale è importante, bisogna valorizzare anche quello. Scogna? A me fa spaccare perché ha fatto una canzone, diciamo, di denuncia più o meno, tra virgolette, Le solite, nei le confronti sue solite dell'intelligenza denunce artificiale e qualche minuto dopo la Rai ha pensato benissimo di trasformare il pubblico di Sanremo in dei paperi con l'intelligenza artificiale. Quindi bellissimo e per questo io ho 7. Benissimo. Ok, ora arriviamo alla mia preferita. Io sono un grande fan di questa grandissima artista, quindi il mio giudizio non sarà imparziale. Dito nella piaga per me è il futuro, rappresenta il futuro, la sua canzone è bellissima, è una techno ma allo stesso tempo ci mette i suoi soliti temi, ma nonostante ciò è molto diversa dalle canzoni che lei fa di solito. In ogni caso è perfetta, non potrebbe essere più perfetta di così. La metto al pari di Starway to Heaven, Leila, Dio, ma tu sei pazzo forse. Gimme Shelter e Alba Chiara, e quindi, io le do un 10 e lode. Ma tutto ok? Prego. Non è d'accordo. No, beh, ovviamente No. era insomma, Mi era una parabola, Un'iperbole. chiaramente. Un'iperbole. Un'iperbole. Scusate, ero un cane in queste materie. Prego. In queste. E allora, secondo me Dito nella piaga ha spaccato. Una parabola. Che buono. La parabola secondo Marco, poi ve la spiega. Cazzo è il Vangelo? Vangelo di Marco. Scusa, Lode a Svega. te. Scusa, Svega. No, niente, Dito nella piaga secondo me è iconica. Iconica. Ha fatto una buona canzone, cliché, stereotipi sul piatto, e devo dire soprattutto quello di Milano e Roma, non so se avete percepito. Certo. Quando dice lo snob romano, la moda di Milano, che fastidio. Quindi no, io sono completamente innamorata di questa canzone, perché potrebbe sembrare un po' banale, ma secondo me è molto fresca, molto azzeccata, molto sdoganare gli stereotipi, quindi ci sta, però non più di 9. Insomma, Vabbè, comunque, anche secondo te vince lei, quindi. non lo so, è il mio capitano di Fanta Sanremo, però non lo so, devo capire. Però insomma non la paragonerei, insomma, ai mostri sacri che hai detto prima, ecco. No, vabbè, ovviamente Mi era fermerei a un'iperbole quella, esatto. È una parabola. Mostri sacri tranne Alba Chiara, sinceramente. Bene, signori? No, allora, c'è sicuramente da valutare il fatto che rispetto alle solite canzoni ballad che ti annoiano e che ti fanno veramente passare la voglia di guardare Sanremo, ha un bel ritmo, un bel sound, come hai detto tu, più fresca. Poi voglio dire altre due parole che per cui secondo me gli fanno valere un bel 8,5, ovvero Tony Pitoni. Vabbè, sì, quello per la serata cover. Hai spoilerato Scogna? un po' quello che succederà nei prossimi giorni. Io dico solo che in una, ha parlato. in una edizione nella quale tutte le canzoni, la maggior parte delle canzoni sono da reparto di hospice del San Raffaele, questa canzone è un po' di aria fresca, quindi per questa ragione la vogliamo premiare, e solo per questa ragione
La vogliamo premiare, gli diamo un bel 9. Bene, Poi non conta bene. l'aspetto Al momento, fisico. tra questi primi 4, Dito è quella che ha preso di più. Ora arriviamo al momento trash di questa puntata, ovvero quella che ha fatto dei grandissimi apprezzamenti su Gian Yaman, che penso che tutti qua noi possiamo confermare, ovvero la grandissima, unica e inimitabile Elettra Lamborghini. Cugino, comincia tu. Ma seriamente, Rai? Ma seriamente voi date il microfono a questa cavolo di scimmia? Ma è mai possibile? dai, ma che cazzo è possibile? Ma dai, tu sei una scimmia, tu sei una Ma è mai scimmia. possibile? Ma vergognati. Ma è mai possibile? Rispetto per Elettra Ma Lamborghini. che rispetto? È Ma una questa qui, donna. ma questa qui deve stare a casa Anche sua a Vito. fare l'influencer e non rovinare il mondo musicale. Questa qui è arte, non è il vizio che ha una cavolo di bambina viziata che non sa che cazzo fare della sua vita. Buttatela fuori! No. Buttatela fuori! Buttatela fuori! Zero! Ma questo è scemo. Cogna? No, io sono un po' Quindi esterrefatto. tu 0. Io sono un po' esterrefatto da quello che ha detto Vittorio, cioè è innegabile che la canzone faccia cagare e che sia una merda, e su questo probabilmente siamo tutti d'accordo. Però, Vitto, adesso non ti puoi accanire così sopra una persona che ha evidenti difficoltà. Sveva, ti prego, salva tu la situazione. Salva tu la Io dico situazione. soltanto una cosa, lasciate stare la Carrà. Lasciate stare la Carrà, Giusto. giusto? Perché Giusto, sono Elettra d'accordo. Lamborghini, per chi Però io do un fosse- 1 di incoraggiamento. No, io le do un 5, non le do, Anche io, non le do 1, le do 5 perché paragono questa canzone a Musica e il resto scompare, che ha portato qualche anno fa, e devo dire che in confronto a quella, questa è Gimme Shelter. Allora, questo io ho pensato, nel senso che rispetto alle sue canzoni Toccame o capito, Pem ha Pem fatto Pem. qualcosa Sono molto meglio le solite canzoni. Ecco. ha fatto qualcosa in più, cioè magari era 3, adesso è 5. Un uomo vero, un bandolero, un pistolero, non ve Ma la è molto ricordate meglio il quella? pistolero Pem 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 che sta roba qua, dai, ma che è? Dai, voilà. No, quando parla della Carrà, lasciate stare Free Raffaella, Free. Free Carrà. Bene, andiamo un po' più di Ritmo, fretta Carrà. perché sennò non ce la facciamo. Allora, Enrico Nigiotti, gli do un 6 di incoraggiamento, ma è una canzone che personalmente non mi dice nulla, non è il mio genere. Diamo 5, insufficiente. Anonimo. Anonimo. 5 e mezzo. Sveva? Secondo me canzone sanremese abbastanza azzeccata per Sanremo, banalotta, però il ritornello non mi è dispiaciuto. Mi ha toccata quasi il ritornello, tutto il resto no, però il ritornello non male, quindi gli do un 7 meno. Bene. 6 e mezzo forse. Ora arriviamo forse al momento più controverso di questa puntata, ossia Ermal Metal. Facciamo veloce per Ermal favore, Meta facciamo con veloce. la sua canzone sulla bambina col Palestinese. ecco, esatto. Stella stellina. Esatto. 3, e penso che non ci sia neanche bisogno di spiegare il perché. Quanta Io cattiveria. penso che la sua vittoria con Fabrizio Morra nel 2018 sia una delle più grandi schifezze e furti della storia degli ultimi 10 anni del festival. Peggio di lui ha fatto soltanto Mahmood l'anno dopo con Soldi. No, Quindi questo è peggio, dici? certo, ma stai scherzando? Ma Soldi era una grande canzone, ma stai Dici scherzando? non mi avete fatto niente in Dai, confronto. ma era bella anche non mi avete fatto niente, ma voi non capite un cazzo. Bene, comunque Ermal Meta per me è ingiustificabile. No, comunque Vuoi guarda, fare Imagine di John Lennon, ma non sei John Lennon, e questa non è Imagine. Bravo, Sveva? questa è una bella cosa però. Ovviamente mi piace, ovviamente è graffiante, ovviamente tocca delicatamente delle corde che sappiamo tutti ci sia necessità di toccare, e non mi interessa il vostro parere. Marco, ti vedo. Quindi no, secondo me è assolutamente una canzone, non ti dico da 10 perché 10 è la perfezione, non si dà a nessuno, ma più di 9 ti vedo anche a te, Luca, e quindi niente, ovviamente è una canzone meravigliosa, delicata come al suo solito, come non mi avete fatto niente. E Marco, non capisci un cazzo? No! Ok? Niente, perfetto, andiamo avanti. Comunque Ma quindi quanto gli dai? Cioè quanto dito nella piaga? 9? Ma di più, 9,5. Quindi più di dito nella Ma piaga? certo, ma vuoi mettere le due canzoni a livello di spessore? Tra Dito nella piaga che dice che fastidio e altro? Allora, Andiamo avanti, allora, che è meglio. Fedez e Masini. No, Fedez e Masini, no. Fedez e Masini mi ha fatto lo stesso effetto che Scogna. Si chiama elefantiasi scrotale. Elefantiasi scrotale. Penso che se mi avessero dato una pugnalata in mezzo alle gambe mi avrebbe fatto meno male rispetto al sentire Marco Masini all'età che ha
stonare con l'autotune. 105 anni. 105 anni, stonare con l'autotune. Quindi io gli do il voto più basso di tutti. No, dai, scherzo. Gli do 4, quanto Chiello, ma un po' più di Ermal Metal, perché Ermal Metal per me è quello che deve rimanere col voto più basso. Comunque, se noi dai 5, proprio volendo essere gentili. Dai, 4,5. Ma 5, dai, perché Fedez comunque ha fatto una bella canzone l'anno scorso, lo premiamo di quello, quindi un 5. Dai, un 5. Io do 6 perché Masini è bravo, mi piace. Ok. Basta, solo per questo. Sveva? Ah, e piccolo altro commento. Fedez che continua a fare le canzoni dove fa il depresso, veramente non se ne può più, veramente. Ma basta fare il depresso. L'hai fatto l'anno scorso, ma basta. Bravo, volevo arrivare qui, nel senso che Masini urla troppo, urla sempre e ed è stonato. È stonato. Allora, non è stonato. È stonato! Come fai a dire che è stonato? È sempre stato stonato, Vabbè, ma ora è ancora peggio. Marco, cioè, se Masini è stonato, allora questi di adesso che devono... Cioè, Anna Pepe che cos'è? Beh, non tocchiamo Anna Pepe, per favore. Adesso va bene tutto. Quindi, la più grande questione, performer della storia di questo paese. è la seguente, ovvero che Masini urla, perché avrà anche una bella voce, ma mi urla. Fedez, troppo vittimismo. L'anno scorso mi è piaciuto tanto, quest'anno anche basta. Però canzoni di Sanremo, cioè secondo me troppo hypata per la vittoria, tutti dicono vinceranno loro, spero di no. Mi ammazzo. Tra l'altro darei un 5,5, 6 meno. Faccio notare Fedez con la camicia nera, che un po' mi ha... Anche l'anno scorso, tra l'altro. No, però è una scelta cromatica abbastanza particolare, interessante. Comunque, niente, ci tenevo solo a farlo notare. Prego. Bene, allora, Fulminacci devo dire che tra gli ultimi forse è quello che mi è dispiaciuto meno. Non mi dice molto la canzone, ma comunque è abbastanza orecchiabile. Quindi io un 6 glielo do, dai. Io no, è molto bravo. Gli do 7. Mi è piaciuto. Non il migliore, ma mi è piaciuto. Esatto. Rispetto alla nulla più totale, si fa valere. Vitto? Vitto? Ma direi senza infamia, senza lode, una sufficienza, non si va oltre. Il classico professore al consiglio signori, di classe. Ma signori, qui questo qui è dovrebbe essere il più importante vetrina che c'è in questo paese per la musica italiana. E stiamo elogiando uno che è sufficiente al massimo, e questo qui il livello, cioè è veramente, mi viene da piangere. Sono d'accordo, dovremmo avere una chiamata. Buonasera. Buonasera. Non so, io più ascolto Vittorio Las Mujeres più dico mamma mia, ma che imbarazzo, ragazzi. È lui! Ha chiamato davvero! Matteo Pasticcino Gazzola! Bentornato! È incredibile, cioè siete ancora in onda. Siamo ancora in onda. Ma con quale coraggio, ma solidarietà al direttore che vi manda ancora in onda. Gaz, ma tu cosa ne pensi di J-Ax? Ti è piaciuta la sua canzone? Ma guarda, può anche, diciamo, allora... No! No, non ho detto niente. Il country un po'... Per me è stato di un imbarazzante allucinante. Cioè, io ne salvo veramente pochi. E mi fai prima dire chi ti è piaciuto. Chi mi è piaciuto? Sì. Allora, devo dire... Fedez e Masini ti sono piaciuti? Può starci. Nigiotti profondo, ok, devo dire molto profondo. J-Ax penoso come veramente pochi. Sì. Ma secondo me è stato peggio Ermal Meta di J-Ax. Che ne pensi? A te Ermal Meta? No, Ermal Meta non mi ha mai soddisfatto abbastanza, però devo dire che tu lo sai benissimo chi mi è piaciuto. Chi ti è piaciuto? Chi ti è piaciuto? Marco Lumeo. Ma ne parliamo domani di lui. Di lui. Io do solo un indizio. Può trovarsi anche su una tavola apparecchiata. No, al pepe. No, ed è un vittorioso. No, un vittorioso. Quindi può trovarsi vicino al pepe su una tavola apparecchiata ed è vittorioso. Esatto, ovviamente mi riferisco al buon Sal Da Vinci, che veramente regala le solite emozioni fantastiche, veramente. Bene, Gazza, noi tra 10 minuti dobbiamo staccare, quindi dobbiamo andare avanti. Vuoi restare in chiamata così commenti anche con noi i prossimi 6 cantanti?
Allora, facciamo una carrellata veloce perché io... Dai. Allora, J-Ax. Fatemi dire una cosa su J-Ax. Quindi... Allora, una canzone di denuncia giovanile fatta quando sei a tanto così da indossare il catetere, diciamo che non è il massimo. Io Però, sono d'accordo col buon Scogna. Però devo dire che a me la canzone è piaciuta. Quindi gli do un bel 6. Dai, io gli do un 5, 5 e mezzo, dai. Gli do un bel 2, sono anche gentile. 5, qui mi ricollego a quello che disse Enrico Silvestrin, non sempre sono d'accordo con lui, ma su questo sì. J-Ax ha un enorme sindrome di Peter Pan e non ha mai voluto evolvere la sua musica, e questo è un gran peccato perché poteva essere molto molto di più. Sveva? A me è piaciuta, nel senso, sì, può essere un po' sul trash, però diversa, non me l'aspettavo, quindi io 7,5-8 glielo do. Dai, va bene. Vabbè, è l'unico momento in cui non sono d'accordo con Sveva, per il resto sono sempre d'accordo. Scusa, Sveva, sì. Allora, LDA, il figlio d'arte di Gigi D'Alessio, che sicuramente si è fatto le ossa, si è fatto tutto da solo, e H7, per me è una canzone alla Fred De Palma, quindi gli do 5, dai, orecchiabile, sì. Ma ce la dimenticheremo tutti. Uno, e vi spiego anche il perché. No, cugino, mancano 7 minuti. Adesso 30 secondi me li devi dare, perché io non accetto che nella serata delle cover LDA faccia la cover con Tullio D'Episcopo, uno della più grandi leggende della storia della musica napoletana, che farà la serata delle cover col figlio di Gigi D'Alessio. Io voglio morire adesso. Sono d'accordo. Scogna? Ma a me sembra un'organizzazione terroristica, quindi cioè, sembra una malattia e un'organizzazione terroristica. Ma che ne so, diamoli 2, quanto gli devo dare? Ma dai. Sveva. Dico 2 parole, sono napoletani. Scusate, possiamo alzarci in piedi e fare un applauso per questo commento? Ma sei napoletano? Mi sono alzato in piedi anch'io. Anche tu sei napoletano, Scognamiglio. Poi arriva da una romana, quindi senti, io ho sentito quello che allora, hai detto poco tempo fa, Levante. Cos'è che ho detto? Allora, non perdiamo tempo. Levante, su Levante io ho da dire solo una cosa. Questa donna ha detto: io sono sapiosessuale, la cosa che mi attrae di più di un ragazzo è la sua intelligenza. E il mio attuale ragazzo mi ha conquistato per la sua intelligenza. Certo, è anche un gran bonazzo, però mi ha conquistato per la sua intelligenza. Io solo per questo commento faccio uno strappo alla regola e le do 3, tanto quanto Ermal Meta. La sua canzone non la commento nemmeno. Prego, signori. 5? Mi aspettavo di più, 5. Ma che ne so, sembra uscita anche lei da un reparto particolare di ospedale, diamogli un 5. Sveva? Allora, non so, sinceramente, mi sembra introspettiva, però poteva fare di più, quindi tocca dei punti interessanti, gli do un 6,5. Gaz? 1,5, dai. 1,5, ok, per forza. Sì. Democristiano. Dai, Night non significa nulla, quindi a lui do un 4, esattamente come Chiello. Ma come? Ma non significa nulla, dai. Ma non mi ricordo neanche la canzone, figurati. Niente, 6. Vai Gaz, di quello che pensi. 1,5 più perché non mi ricordo neanche chi sia. Ecco, perfetto. Sveva? Allora, secondo me, cioè, quando l'ho risentita oggi, c'è qualcosa che mi suona tra la base e le parole. Non so che dirvi. Cioè, mi trovo in difficoltà. Quindi non classificato. No, non è che non è classificato, non è male, però c'è qualcosa che non va. Ok. Quindi? Comunque una sufficienza di incoraggiamento perché sono buona. Bah. Non è una risposta. Io gli do un 2 perché non so chi sia, un nome terribile. Quindi... Night. Allora, Patti Bravo è una grande, io la stimo tantissimo, quindi già solo per quello merita la sufficienza. Però la sua canzone purtroppo, mi è puzzata un po' di vecchio, mi spiace dirlo, ma mi è puzzata un po' di vecchio. Era lei che qualche secolo vecchio. Quindi 5,5. 5,5. Allucinante. 2, dico solo una cosa: party is over, grandma. No, vabbè. Gaz, cosa dici? Non puoi neanche classificare come una granny, cioè proprio no, beh, comunque 2 colpi in amicizia anche a questa età. Scusate. No, ma ha detto in amicizia. In amicizia,
Vabbè. No, ma ha fatto il suo tempo. Patti Bravo Posso- anche posso a dire- 70 e passati. Io posso dire che do un 6 perché mi ha sorpreso comunque vederla viva. Io non pensavo. Comunque è invece- una bella donna, no, no. È una bella Io, donna. per il fatto che respiri. A Patti Bravo preferisco Patti Chiara e Amicizia Lunga. sei Ha scandaloso. fatto la sua epoca e dici basta. Cioè, Allora, arriviamo alla fine. L'ultimo. Posso dire la mia? Sì, prego. Allora, dico 2 parole, come prima. L'hanno scongelata. Sono napoletani, l'hanno scongelata. Sì, nel senso, le metto 6 perché comunque ci vuole rispetto, però ha fatto il suo corso, ecco, a un certo punto bisogna anche stare a casa. Ma secondo me è proprio la canzone sbagliata, perché comunque non è brutta la sua voce, anche nonostante l'età. Cioè comunque sa ancora cantare, il problema è la canzone, secondo me. Il Gazzo non è d'accordo. No, vabbè, No, comunque io andiamo dico con per l'ultimo, niente. Vai. Tommy Paradiso. Allora, Tommy Paradiso sono 6-7 anni che fa sempre la stessa canzone con un testo diverso. Quindi non è neanche brutta, a me non dispiace, però più di 5 non posso dargli perché mi aspettavo un po' più di creatività. È severo, ragazzo. È severo. Severo ma giusto. Severo ma giusto. Vitto? 5 meno. Banale. Non sai neanche che canzone hai cantato. Ma Sveva? ha detto Tommaso Paradiso, è sempre la stessa cosa. Allora, purtroppo io ci speravo molto di lui e ieri quando ho sentito la canzone già la cantavo. Esatto. E l'ho sentita e risentita molto dolce, cucciolo, un cuore di panna, il caro Tommy, però anche basta. no, più che altro, allora, anche basta Patti Bravo, lui anche qualcosa di nuovo. Anche qualcosa di nuovo. Ucciso forse, Sono però. d'accordo. No, sono no, d'accordo. è uccisa Patti Bravo. Cioè, io non Li ho capisco uccisi. come si possa passare dallo scrivere delle canzoni così carine come quelle dei giornalisti a delle canzoni banali, tutte uguali come quelle che fa adesso. Sono d'accordo. Gaz? Io sono d'accordo, avevo alte aspettative su di lui, le ha tradite perché poi alla fine ha fatto la solita canzoncina, che per carità ci può anche stare, però mi aspettavo qualcosa di più. E anzi, non so se ne avete parlato già prima, Sì. però io spezzo una lancia in favore di Serena Brancale. Ma ne parliamo domani, è domani. Ok, Io spezzo anche va qualcos'altro, bene. ma ne parliamo comunque domani. Esatto. Però vabbè, insomma, avete capito, dai. Ma quindi, signori, per ricapitolare, a quanti di questi abbiamo dato la sufficienza? Perché io gliel'ho data soltanto a Fulminacci, Enrico Nigiotti, Dito nella piaga, Dargen e Bambole di pezza. Tutti gli altri 5,5, 5, 4 e addirittura 3. Voi? Sono d'accordo. Bambole di pezza, Chiello per il meme, Dargen, Dito nella piaga, Fulminacci e Night, solo 6. Almeno la sufficienza. Devo anche aggiungere, non so se ne parlate domani o Sì. cosa, in caso intervengo di nuovo, però io mando un caloroso invito ad Arisa di dimettersi, non so, di ritirarsi. Ne parliamo domani. private, perché era veramente una roba sottoscrivo. scandalosa. Cioè. Scogna, tu a chi hai dato la sufficienza? Io l'ho dato a Bambole di pezza, a Dargen D'Amico, Dito nella piaga, Fedez e Masini, Fulminacci, J-Ax. Da tutti praticamente. Anche a Minchia. Patti Bravo glielo Minchia. dà. Tu se fossi un professore alle superiori saresti quello di ginnastica, Ma sì, praticamente. ma Cognava ca- cazzo, Ma dai, palesemente. allora, l'unica persona al quale ho dato 1 è Elettra Lamborghini, ma un 1 di incoraggiamento. Tutti gli altri a È sufficienza. un 1 di incoraggiamento. Sveva? Dai che dobbiamo salutare. No, Sveva? Gazzola no. Allora, io ho dato la sufficienza a tutti, se non di più, tranne ai napoletani e ai terroristi. Io direi Allora, che ci con sta, questa possiamo anche concludere. Io farei un applauso a Sveva che è venuta qua a Grande farci Sveva. compagnia e a farci anche la regia, perché lei stasera è Grande stata qui Sveva. anche a fare la regia a gratis per questa trasmissione. Ci dispiace. Noi ovviamente Grande- come barbari cantanti vi diamo appuntamento a domani sera sempre dalle 8 alle 9 con la seconda folle puntata dello speciale Sanremo 2026. Gazza, se vuoi dire un'ultima cosa. No, io devo dire che veramente sono sorpreso da Sveva, a parte che la saluto tantissimo, no? Però poi si vede proprio che è da più di un anno che ormai sei tre barbari eleganti, che io ti ricordavo diversa, ecco, però devo dire che è tanta roba e domani vi darò un altro contributo, dai. Dai, Vediamo magari un chiama po'. prima delle 20:50 così riesci anche a dire qualcosa. Effettivamente sì, mi impegnerò, dai. Dai, poi domani c'è il sale e la vittoria, quindi Esatto. Gazza sei il numero 1.
Bene signori, dobbiamo salutarvi, vi diamo appuntamento a domani, prima con il cugino Vitto dalle 3:30, ciao Gaz, dalle 3:30 alle 4:30 con Crossroads, la sua trasmissione musicale. Cugino, non possiamo salutare con viva i piedi stasera, dobbiamo salutare in maniera istituzionale. Bravi, avete capito Ok, tutto? quindi una cosa istituzionale, quindi ma che me ne importa a me di Sanremo, vabbè, ma che me ne importa di Sanremo, vabbè, io devo ascoltare l'heavy metal progressivo. Toglietegli il vino, raga, toglietegli il vino. Comunque la telecamera è là, nel senso. Ma fammi fare la citazione di Richard Benson in santa pace, per favore. Riposi in pace. Grandissimo, sempre sia lodato. A domani! Buona serata Sigla! a tutti. Buona serata a tutti. Buona serata. Buona serata. E Sanremo,